essere fiction. Allora, eccoci in compagnia del primo dei nostri ospiti, Paolo Menis, coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle. Grazie Menis per essere buongiorno Umberto, buongiorno a tutti. Nei nostri studi. Allora, nel frattempo sono riuscito a recuperare i servizi che avevamo annunciato. Allora, ricordiamo con questo servizio, poi dopo giriamo pagina e passiamo alle questioni che ci solleciterà Paolo Menis, ma comunque insomma ricordiamo la figura di Renzo Davidovich, che fu anche deputato, scomparso in questi giorni. La notizia è stata data ieri. Si svolgeranno sabato 7 settembre i funerali di Renzo Davidovich, già parlamentare ed esponente di spicco del mondo degli esuli giuliano-dalmati. Aveva 90 anni Davidovich, è scomparso pochi giorni fa. Era nato a Zara e nella Trieste del governo militare alleato divenne un punto di riferimento per i giovani schierati per l'italianità di Trieste. È stato uno dei protagonisti del 53, è sceso in piazza per difendere l'italianità di Trieste e successivamente ha collegato tutta questa passione anche all'impegno politico. È stato eletto consigliere comunale a Trieste, a Duino Aurisina e successivamente anche eletto alla Camera dei Deputati per il Movimento Sociale Italiano. Da un punto di vista politico la figura di Davidovich rimanda ad immagini in bianco e nero con gli schieramenti ben definiti e forse meno irrispettosi gli uni degli altri. Nel 1978 Davidovich lascia l'MSI per seguire i secessionisti di Democrazia Nazionale, poi un graduale abbandono della politica attiva, pur restando legato all'evoluzione del centrodestra, in particolare Forza Italia e PDL. Ha vissuto un'epoca molto diversa dalla nostra e anche un'esperienza personale molto forte, perché ha dovuto abbandonare appunto la sua terra natia, la Dalmazia, e come tanti altri, quindi questo episodio ovviamente l'ha formato e gli ha dato quella grinta, quella passione che ha portato avanti tutta la sua vita in questa battaglia, appunto, come dicevo, per la difesa dell'identità italiana delle sue terre. Ed è all'attività associazionistica e al mondo degli esuli che è legata l'ultima parte del percorso pubblico di Davidovich. Fu presidente della federazione, saldissimi legami con i dalmati di Zara e di Spalato e quelli con l'associazione Rustia Traine. Allora, c'è già una telefonata in linea, non poniamo tempo in mezzo, sentiamo chi c'è con noi. Buongiorno. Buona giornata ad entrambi. Buongiorno. Una domanda tecnica all'ospite. Il Movimento 5 Stelle è stato promotore, anzi quasi unico promotore e comunque primo promotore del super bonus 110%. Ora noi sappiamo che gran parte delle opere che sono state fatte per il rivestimento degli edifici hanno una garanzia dai 15 ai 20 anni. Allora la domanda tecnica che io faccio è se nelle fasi progettuali che sicuramente saranno state esaminate, parlo di fasi di legge, di legislazione, che sicuramente saranno state esaminate dai 5 Stelle, è stato previsto dove avverrà e come avverrà e a carico di chi avverrà lo smaltimento dei milioni di metri cubi di polistirene che attualmente rivestono le case grazie appunto a questo bonus. Buona giornata e buon lavoro. Ok. Grazie, ma credo che non cambierà la normativa su questo e non sia stato previsto nulla di particolare, perché ovviamente quando si effettueranno fra 20 ma forse anche fra 30 anni altri interventi, sarà, a meno che non interverrà all'epoca una normativa diversa a carico della ditta che eseguirà i lavori, quindi a carico dei committenti, l'intervento di smaltimento. Io ricordo che, visto che mi sembra che la domanda era sì, molto tecnica, ma un po' sibillina, sì, un po' nel senso di un giudizio negativo su questa misura. Io credo che senza questa misura, e lo vediamo anche nella nostra città, dove ci sono molti edifici, molti condomini degli fine anni 50, anni 60, senza questa misura probabilmente tantissimi interventi che comunque fra qualche anno si sarebbero dovuti fare, avrebbero pesato molto più sulle tasche dei proprietari degli immobili, se non ci fosse stato questa misura di sostegno, che tra l'altro, appunto, essendo
Superbonus 110, quindi parliamo di efficientamento, di interventi per l'efficientamento energetico, quindi anche bisogna considerare il fatto non solo dell'apprezzamento del valore dell'immobile che ha ricevuto appunto l'immobile stesso grazie a questa misura, ma anche al fatto che chi ci vivrà dentro spenderà molto meno appunto per costi di riscaldamento e di raffrescamento degli immobili stessi. Quindi io credo che sia una misura molto interessante che ha contraddistinto l'azione del Movimento 5 Stelle quando era al governo, ha avuto i pregi tra l'altro di essere appunto intervenuta in un momento molto critico, era appunto erano gli anni della pandemia, del Covid, e quindi ha anche risollevato e dato spinta a un'economia che era ovviamente precipitata. Quindi credo ci siano ci sono molti lati positivi, sicuramente poteva in alcuni aspetti di dettaglio essere gestita forse meglio, però è stata una misura importante e che ha dato un forte contributo all'economia italiana. Allora c'è un'altra telefonata, pronto? Dunque, ringrazio la gentile centralinista signora Paola e la regia che mi manda in onda. Buona giornata caro dottor Umberto e l'amico Paolo, sono Claudio Gentini. Buongiorno Claudio. Buongiorno, faccio cortese richiesta per sapere cosa ne pensi tu Menis, se intendi operare per estendere allo sviluppo e alla piena attuazione dei regimi di punti franchi del porto internazionale di Trieste. Come bene sai ha operato l'ex presidente Zeno D'Agostino. A mio avviso va sfruttata la legislazione internazionale con piena attuazione giuridica dei regimi dei punti franchi del porto franco internazionale di Trieste. Grazie per una tua cortese risposta. Grazie. Allora. Ma sì, di questo tema poi ne abbiamo parlato tantissime volte qui in trasmissione, ma sicuramente favorevole perché l'estensione dei punti franchi e lo sfruttamento del regime di punto franco internazionale è un vantaggio competitivo per la nostra città. Io ricordo con piacere, se non sbaglio era il 2013, avevamo proprio portato io assieme a Stefano Patuanelli in Consiglio Comunale il tema, allora era vigente la legge 8494 sulla portualità italiana, che all'articolo 6, se non sbaglio, prevedeva proprio un comma dedicato a Trieste ai punti franchi, che era rimasto là, in sospeso, senza nessuna attuazione concreta. Avevamo discusso di questo in Consiglio Comunale, anche grazie poi alle sollecitazioni che all'epoca arrivavano dai movimenti indipendentisti e autonomisti che si erano riformati in quel periodo, e credo che poi da là, dal 2013, è partita una grande discussione, è arrivato il decreto del Rio, se non sbaglio era il 2015, quindi è uno strumento assolutamente da conservare, da sviluppare per fare in modo ancora di più, forse questo ancora manca, ma la possibilità all'interno delle zone di punto franco di fare attività anche di trasformazione manifatturiera, cosa che manca. Ovviamente dobbiamo anche essere consapevoli che è uno strumento che non sempre serve a tutte le aziende, ma soprattutto a quelle che operano estero su estero, cioè importano dall'estero, quindi extra UE, e poi rivendono extra UE, quindi è uno strumento potente. Anche MSC l'ha richiesto per l'operazione di riconversione dell'area ex Varsila, e quindi sicuramente tutti uniti, spero tutti uniti. All'epoca il Partito Democratico non era favorevole su questo punto, ma poi ha capito l'importanza dello strumento, quindi credo che la città debba essere unita nel portare avanti il pieno sfruttamento di questo utile strumento. Ecco. Allora c'è un'altra telefonata, buongiorno. Buongiorno Bosazzi, buongiorno a lei Buongiorno. e a Menis. Buongiorno. Mi scusi Bosazzi, ma veramente questo non è che lo dico né a Menis né a lei, è una mia opinione, per cortesia. Allora, ieri lei ha fatto l'intervista a San Giacomo, no? Sì. E ha detto che le opinioni erano diverse.
Ecco, si è accorto benissimo, e lo so perché è intelligente, che chi aveva l'opinione di sentirsi sicuro che non c'erano problemi, l'unico problema erano le pantigane, aveva un accento straniero. No? Allora io non so da dove provengono queste persone, no? Ecco, qui a Trieste ormai siamo pieni di coltellate, spaccio, intrusioni nelle case. Il questore Ostuni ha detto che i media non devono enfatizzare il problema, ma però noi cittadini abbiamo il diritto di sapere queste cose per saperci regolare. I cittadini non escono più di casa la sera e anche qualche volta durante la giornata perché effettivamente hanno anche remore delle intrusioni, no? Trieste non è più vivibile. Dovrebbero esserci le forze dell'ordine come metal detector che viene usato in tantissime città per trovare i coltelli ed altro, e perquisizioni corporali anche, perché non è possibile che siano lì fermi a guardare e devono fare qualcosa. Se non cambia bisogna organizzarsi. Lei che è un amante del cinema si ricorderà benissimo Il giustiziere della notte con Charles Bronson. Non so se dobbiamo arrivare a questo punto perché veramente non se ne può più. Grazie. Allora no, volevo precisare che le persone intervistate, quello che ha parlato delle pantigane non era certamente uno straniero, la persona che abbiamo messa per ultima era un tedesco che che appunto ha detto che viveva in zona da 1 anno e mezzo, e probabilmente anche la sua percezione potrebbe dipendere anche, non so da quale parte della Germania provenisse, ma insomma poteva dipendere anche da quello, e credo che soltanto una signora non fosse triestina. Ciò non toglie che hanno diritto di esprimere le proprie opinioni, esatto, come tutti quanti gli altri. Sì, no, su questo, a prescindere poi dalla provenienza, a meno che non si trattassero di turisti che quindi non possono rispondere su questo tema, ma credo che siamo tutte persone che vivono a Trieste e che quindi in un'intervista come quella ci stava benissimo l'opinione di tutti, a prescindere dalla provenienza e dall'origine dell'intervistato. Ecco, mi riaggancio invece anche all'ultima parte dell'intervento della signora. Ecco, io spero che obiettivo comune di tutta la politica sia quello di evitare di arrivare a cittadini che diventano giustizieri o che si fanno giustizia da soli. Credo che le misure di intervento non possono essere uniche, cioè nel senso che non possiamo sperare di risolvere il problema con un'unica misura di intervento. Credo che bisogna attaccare su più fronti, sicuramente le risorse a destinazione della sicurezza e della polizia, quindi risorse nazionali per avere più presidio sul territorio. Poi sicuramente non possiamo andare a dire come poi la polizia deve fare il proprio lavoro, e quindi non so se può o se è opportuno fare delle perquisizioni sulle persone. Non sono un tecnico della sicurezza e quindi non saprei dire. Poi tra l'altro secondo me bisogna anche agire, infatti sentivo l'intervista all'esponente sindacale della polizia, credo che anche in tema di giustizia, di accelerazione dei procedimenti giudiziari e di certezza della pena dobbiamo lavorare ancora tanto, perché effettivamente dobbiamo rispondere velocemente alle esigenze che hanno le esigenze di sicurezza che hanno tutti i cittadini di questa città e che vengono espresse proprio come sono state espresse nel servizio che hai fatto ieri. Quindi non c'è una soluzione univoca, credo che bisogna intervenire su più fronti. Non capisco se c'è una telefonata, sì? Pronto? Sì, buongiorno Bosatti, buongiorno. Sono Diego. Buongiorno Diego, salve. Buongiorno Diego. Allora, oggi vorrei toccare un tema estremamente delicato, ma purtroppo drammaticamente attuale. Mi riferisco al caso di Martino Pelli, che sta semplicemente chiedendo di morire con dignità in conseguenza di una malattia
progressiva e incurabile purtroppo la SLA. Allora, è un tema oggi sollevato da Martina, ma che in futuro potrebbe oggettivamente riguardare ognuno di noi. Allora, ovviamente non voglio addentrarmi nei tecnicismi della perizia medica di Asusi, che ha negato per ben 2 volte alla signora di accedere al suicidio assistito, nonostante il precedente della sentenza della Corte Costituzionale di qualche tempo fa. Ora mi limito a sottolineare però, visto che è presente anche un esponente dei 5 Stelle, la colpevole e meschina assenza della politica nazionale, ma in questo caso anche di quella regionale, che sono totalmente incapaci di legiferare in materia. Concludo con un abbraccio affettuoso a Martina, che con una commovente lucidità intellettuale e con un'incrollabile determinazione sta chiedendo di porre fine con umanità e dignità alle sue sofferenze terrene. Spero che possa ottenere sollievo e giustizia in tempi rapidi. Un caro saluto, Martina. Grazie Diego, prego. Grazie. Ma sono d'accordo sul fatto che è un tema molto, molto delicato e molto urgente sul quale legiferare, però non farei dal punto di vista politico tutta una considerazione univoca. Noi, assieme alle altre forze di opposizione in Consiglio regionale, abbiamo chiesto che la politica regionale, l'amministrazione regionale e il Consiglio regionale si esprima con una legge ad hoc sul tema. È un tema molto complesso, sicuramente, ma che va gestito e che va affrontato, ecco, in qualsiasi modo. Poi oggi ho visto c'è anche una bella intervista a Renzo Tondo su questo tema, che aveva vissuto il problema, il caso Englaro, esatto, e quindi non possiamo nascondere la testa sotto la sabbia, e quindi in un modo o nell'altro dobbiamo normare, e anche il Parlamento italiano dovrebbe darsi una mossa in questo senso, perché ci sono tante situazioni come quella di Martina, e credo che ci sia il diritto non solo di vivere, ma anche di decidere come lasciare la vita, e quindi sono d'accordo sull'importanza del tema e dell'intervento di Diego. Allora, così rispondiamo anche a una sollecitazione che abbiamo avuto ieri e che, nonostante poi si fosse in giro, non siamo riusciti ad evadere, ed è questa via della raffineria. Questa è la foto che ci è stata inviata di questa nuova segnaletica, come si dice, orizzontale, in presenza di una pista ciclabile. Se non mi sbaglio, che ieri hai parlato di questa cosa. Ho avuto la possibilità, visto che ieri ho visto sui social questa foto, okay, e mi sembrava abbastanza strana. Al primo impatto pensavo ci fosse stato un errore della ditta incaricata a fare difatti anch'io la segnaletica. Allora mi sono permesso di contattare l'assessore Babuder, che so che è molto attento su queste cose, mi ha dato una spiegazione tecnica di questa segnaletica. Sembra che sulla parte sinistra della corsia pedonale, non so come, visto che gli spazi sono molto stretti, ma verranno posizionati i bottini dell'immondizia, cioè dove adesso c'è l'autobus che sta transitando, verranno posizionati i bottini. Quindi in teoria la corsia pedonale dovrebbe servire ad attraversare una parte delle strisce pedonali, ad imboccare la corsia pedonale e a depositare l'immondizia nei bottini. Io credo che poi una persona sicuramente non farà mai questo tragitto, perché molto probabilmente transiterà sul marciapiede e poi attraverserà la pista pedonale direttamente per arrivare ai bottini. Non so effettivamente se Trieste Trasporti, ma spero di sì, sia stata interpellata su questa cosa, o se non passeranno più gli autobus di là, perché così a vista l'autobus passerà giusto se vengono posizionati i bottini su quella
Cioè i bottini dovrebbero essere posizionati dove nella foto adesso c'è l'autobus, quindi ancora più in mezzo alla strada. Ah, dove sta l'autobus? Sì, ho capito. sì. E l'autobus dovrebbe passare nell'unico passaggio che ovviamente viene ristretto di molto. Sì, perché se mettono i bottini, sì, non è che siano... Sì, questo è quello che mi è stato detto e mi è stato mandato anche una prospettiva del... Però credo che sia una soluzione, io gli ho detto chiaramente, secondo me è una soluzione sbagliata sia per il restringimento della corsia, sia perché poi quella, diciamo, corsia pedonale sono sicuro che non verrà utilizzata da nessuno. Ora adesso non so, mi pare che i bottini siano stati spostati provvisoriamente, non ho capito se in piazza Garibaldi o se in via Matteotti, via Sette Fontane, però credo che sia una soluzione sbagliata, poi considerando anche che la parte della pista ciclabile che qui non si vede, cioè quella diciamo che sta sull'angolo, sì? è messa sul marciapiede assieme appunto al passaggio dei pedoni, quindi è un pezzo e anche prima dell'attraversamento pedonale. Okay. Credo che per quanto riguarda quel tratto, non so, io spero che il comune ci ripensi perché non lo vedo funzionare. Al di là di tutto, è abbastanza curioso che, però ripeto, io non ho mai fatto caso perché sono piuttosto distratto quando cammino, però dovrebbe essere, vedrei più logico che lo spazio dedicato alle biciclette sia esterno. Sì, infatti, probabilmente non so se c'è qualche norma del codice della strada che non consente questo, ma di solito in altre parti ci potrebbe essere la corsia esterna sulla sinistra e i pedoni sul marciapiede e poi i bottini in mezzo alla strada. Riferimento a via Trento, mi pare che via Trento sia così. Sì, diciamo che in questo caso la spiegazione che mi ha dato l'assessore Babuder è quella che vogliono replicare la situazione che è già stata creata in Largo Irneri, però in Largo Irneri c'è un'isola in mezzo, no? Che separa la corsia principale e il passaggio interno dove c'è il Capolinea della 9, però... Così, credo che meriti un approfondimento. Sì, mi sembra una soluzione sbagliata, poi sono sempre pronto a ricredermi. Ecco. Allora, c'è un'altra telefonata? Sì, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Visto che l'argomento del giorno si parla di questo disastro che sta succedendo qui a Trieste, io volevo chiedere, mi sono fatto un ragionamento, no? Io mi dico, a parte che solo qua succede questo, perché io ho visto dei video dove in America se basta che non alzi un dito, io non voglio essere violenta per l'amor del cielo, però mi chiedo, se i poliziotti non possono toccarli, non possono usare le armi e non possono fare niente contro queste persone, e non capisco il motivo, mi fa pensare male, perché se uno delinque ed è italiano va a finire in galera, questi possono fare quello che vogliono e naturalmente non gli succede niente, vanno in galera un giorno e il giorno dopo sono fuori e continuano a fare quello che hanno fatto. Mi chiedo solo una cosa, no? Dico, come possiamo risolvere questa situazione se non cambiano le leggi? Nel senso, se io so che rimango impunita quando faccio qualcosa che non va, se sono una delinquente, mi scusi, continuo a farlo. Cioè non vedo perché loro possono far tutto. Poi tra l'altro volevo dire un'altra cosa, ma non è una critica, è un mio punto di vista. Le persone che avete intervistato a San Giacomo naturalmente sono la maggior parte persone un po' più avanti con l'età, non voglio dire anziane. E quelle si muovono, si sa, al mattino, vanno a fare la spesa, al limite si muovono al pomeriggio fino a una certa ora. Io non ho visto persone di 65, 70, 80 anni che vanno in giro la sera. E le dico che non è così rosea la situazione come dicono loro, perché la mia amica, concludo, è tornata in treno l'altra sera che ha fatto un viaggio e ha detto che ha chiamato subito il taxi perché in Piazza Libertà bivaccavano distesi per terra, facevano diciamo casino, non voglio dire altre parole, e ha avuto paura. Io mi dico, da italiana penso di avere il diritto di girare per la mia città senza aver paura. Io non esco più di sera, non mi fido più di uscire e penso che questo verso noi italiani non sia giusto. Grazie, buongiorno. Grazie. Signora, prego. Ma la signora ha dato molti spunti e molti elementi, un ragionamento molto lungo. Allora, sicuramente credo e sono d'accordo che tutti hanno il diritto alla sicurezza e quindi di uscire la sera e sentirsi sicuri, su questo
non ci piove. La polizia non è che non può intervenire, sicuramente a prescindere dal fatto che il delinquente sia italiano o straniero, la polizia ovviamente deve intervenire, può fermarlo e può fare tutte le cose che deve fare la polizia in quei momenti. Ovviamente l'azione della polizia deve essere proporzionata al fatto che cerca di impedire o comunque al fermo della persona che è portata che la polizia appunto ferma. Quindi il problema secondo me è anche la presenza, un altro elemento che ha toccato la signora, la presenza nelle carceri. I dati, adesso io non conosco i dati recenti, però la presenza maggioritaria nelle carceri italiane di persone straniere, quindi non è che non viene fatto nulla allo straniero mentre l'italiano viene tenuto in prigione in attesa di... Il problema secondo me, come diceva invece in un'altra parte dell'intervento la signora, è che probabilmente non abbiamo quell'impressione di essere puniti se commettiamo dei reati, cioè molto spesso appunto a causa dei problemi della giustizia, delle lungaggini della giustizia, non c'è la proporzionata pena, giusta pena nei confronti di chi commette reati di questo genere. Quindi su questo bisogna aumentare le risorse destinate alla polizia, bisogna fare in modo di rendere più efficienti i tribunali, perché sicuramente questo è un altro punto debole della catena. Abbiamo bisogno, ma questo è un aspetto non dico marginale, ma che potrà dare i frutti nel lungo termine, di maggiore educazione al rispetto, maggiore educazione alle regole, che ovviamente con questo non si risolve in un giorno, in un mese il problema della sicurezza a Trieste, però serve ad investire nel medio e lungo termine anche su appunto educazione, su formazione, su istruzione, perché altrimenti se non lavoriamo sui giovani avremo fra qualche anno molte persone in giro che delinquono, quindi è una soluzione complessa e composita, ecco, direi. Allora, prima di andare in pubblicità c'è una precisazione per quanto riguarda i funerali di Renzo Davidovic, che si terranno venerdì 6 settembre, sono stati dunque anticipati rispetto a quanto ci avevano comunicato, apertura della camera alle 9:50 e la Santa Messa nella cappella cimiteriale alle 10:50. Andiamo in pubblicità, poi torniamo, c'è anche già la vignetta di Englaro che facciamola vedere, dai, così magari poi Menis ci pensa durante la pubblicità. Giuseppi, che poi sarebbe Conte: per coste servi le mie zavate lunga gittata, niente, solo il solito insetto fastidioso. Quindi dopo commentiamo anche la vignetta, dopo la pubblicità. Allora, entriamo in studio, c'è una telefonata in linea, ma insomma brevemente commentiamo anche la vignetta di Englaro che insomma... molto bella e riassume benissimo il momento, diciamo. Okay. Quindi è molto divertente, è fatta molto bene. Allora, sentiamo chi è in linea, buongiorno. Sì, buongiorno, sono in linea? Sì, buongiorno. Dottor Mograzzi, buongiorno a lei e al suo ospite. Buongiorno. Guardi, sono Fulvio, tutte le criticità che oramai ci sono è una cosa spaventosa. La signora ha parlato della sicurezza, vogliamo parlare della sanità, vogliamo parlare della scuola, vogliamo parlare, non so, delle strade. Guardi, giovedì 26, se riesce a tirare fuori sul piccolo, c'era un bellissimo articolo di Francesco Lidori e dà un spaccato della situazione italiana. Parla della scuola, parla della necessità della scuola, come la sanità. Forma uno la salute e uno forma i giovani. Senza la scuola e senza la sanità siamo morti e purtroppo sono due cose. Purtroppo allora adesso dovranno fare la legge di bilancio. Era scritto sul giornale
O aumentano le tasse o tagliano i servizi. Ma è come una famiglia, ma è tanto difficile capire. E un'altra cosa voglio dire, e su questo desidererei una risposta, sul tutto il resto non mi interessa. È oramai stabilito che il territorio libero esiste, perché è legge della Repubblica Italiana. È stabilito che con il di Londra del 1954 il governo italiano ha preso solamente la subamministrazione e il commissario di governo nella regione è il rappresentante del governo nel territorio libero. Allora tutti questi politici, compreso il politico Melis che lo sanno benissimo queste cose. Quindi tutte le criticità che a Trieste è colpa della politica, solo della politica, per il silenzio e le omertà che hanno. Anche sul Porto Franco Nord, detto Porto Vecchio, 66 ettari di Porto Franco internazionale per fare viali monumentali. Già la legge 190 del 2014 è una legge che non si può attuare perché è illegale e stanno facendo l'illegalità su una legge illegale perché la legge 190 è superata da leggi di rango superiore come il trattato di pace, è legge della Repubblica Italiana, è la 3054, ripresa da una legge precostituzionale. Allora io vi chiedo, comincerete a dire la verità sul territorio libero? Ok. Grazie e una buona giornata. Okay. E anche per oggi. No, ma io rispondo sempre molto volentieri. Ma la verità sul territorio libero è che non è applicabile al di là di quello che è stato scritto nella legge, anche perché ormai il diritto internazionale è evoluto, anzi più che il diritto internazionale, la situazione internazionale è evoluta in direzione, negli ultimi 50-60 anni, in direzioni completamente opposte. Non abbiamo più zona A e zona B, tra l'altro suddivisa che sarebbe suddivisa tra Slovenia e Croazia, quindi pensare di reistituire il territorio libero, tra l'altro come soluzione a tutte le problematiche che ha Trieste, è pura fantascienza. Quello che invece è fattibile, ne avevamo parlato all'inizio della trasmissione, è appunto chiedere uno strumento sempre più forte, che è quello dei punti franchi internazionali, per attirare sempre di più aziende nel nostro territorio e quindi aumentare la ricchezza nel nostro territorio. Pensare di tornare indietro a più di 50 anni sperando che questo risolva i problemi di Trieste, secondo me è pura utopia e quindi non è realizzabile. Allora c'è una mail, c'è una telefonata in linea, prego chi è in linea di stare un attimo, di avere un po' di pazienza. Per quanto riguarda via della Raffineria, i bottini sono stati spostati alla fine di via Raffineria a destra per ora. Mi sembra strano che possano stare a sinistra, perché tutti i camion hanno l'aggancio a destra. No, mi sono spiegato male allora. Cioè non è che sta sul marciapiede di sinistra, ma sta a sinistra dovrebbero stare, secondo il progetto che mi è stato inviato, dovrebbero stare a sinistra di quella piccola corsia pedonale che è in mezzo alla strada adesso nella foto. Ah, ho capito. Casomai allora. Quindi era questo è il progetto, secondo me è una soluzione sbagliata, però io vi riporto quello che mi è stato riportato dall'assessore. No, dovremmo fare un servizio. Sì, penso. Allora, sentiamo la telefonata in linea. Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Prego. Buongiorno. Mi riferisco ancora ai fatti di questi ultimi giorni. Sì. E volevo segnalare, siccome abito in zona, sono venuta in questa zona in centro città circa 13 anni fa, quando i bar chiudevano alle 8 di sera. Adesso sono cambiate le gestioni dei bar e in piazza Garibaldi sono quasi tutti, 3 bar sono gestiti da cinesi e loro lavorano non stop. Per fortuna è venuta questa nuova ordinanza fino al 15 settembre mi sembra, che devono chiudere alle 11:30 e c'è un po' di più tranquillità.
anche perché la piazza è molto monitorata, i fatti succedono ugualmente. Pertanto tutto questo fenomeno dei bar, perché poi non bevono acqua, no? Girano bottiglie, vetri che poi riempiono la fontana, di questi vetri bisogna telefonare che vengano a svuotarla, insomma ci sono questi problemi e inoltre ci sono bambini che giocano, che non possono starci, ha capito? E quindi l'orario dei bar, io mi auspico che queste restrizioni vengano prolungate. Okay. Perché per anni abbiamo avuto le domeniche mattine i sudamericani che arrivavano con gli stereo alle 4:30 del mattino perché erano i padroni della piazza, e la polizia arrivava verso le 7, poi insomma c'era sempre movimento e tutto questo si è verificato dopo il Covid. Ok, va bene. Quindi queste cose qua, se i bar chiudono a un'ora decente, penso che un bar che lavora 15 ore al giorno ha i suoi incassi, no? Ecco, anche perché gli scontrini sono molto saltuari e quindi si può anche chiudere prima e lasciare che la gente comune non debba aver paura di attraversare certe zone della città. Ok, grazie signora, sentiamo meglio. No, ma credo che lo strumento dell'ordinanza sia uno dei pochi strumenti a carico del comune, che in questo caso personalmente credo l'abbia usato bene, soprattutto quando per un determinato periodo di tempo si verificano episodi di violenza e reati in una determinata zona. Quindi magari è vero che magari vengono ad essere colpiti anche esercizi pubblici che magari non c'entrano nulla con le vicende, ma se in un'area viene verificato che c'è un alto tasso di comportamenti non rispettosi, reati e quant'altro, credo che il Comune abbia fatto bene questa volta ad emettere un'ordinanza per limitare l'apertura degli esercizi pubblici. Sono d'accordo. Allora, ci sono una telefonata. Buongiorno. Allora, cominciamo. Abbassi il volume del televisore perché sennò diventa Ben-Hur. Ehi, addio. Non c'è. No, c'è, ma pronto? No, figuriamoci, andiamo alle calende greche, eventualmente provi a richiamare, saltiamo perché sennò mi sa che qua veramente diventa come i fratelli de Regge. Allora ci sono parecchie mail che prendono il via dalle questioni sicurezza, dalle questioni che riguardano quello che è successo in piazza Perugino. Adesso vediamo di scorrerle un pochettino velocemente. Dunque, controlli sugli stranieri spesso irregolari, sulla persona è urgente, se non è previsto nei compiti delle forze dell'ordine sarebbe il caso di farlo immediatamente, ma ovviamente per i 5 Stelle non bisogna offendere i diritti di certi personaggi. Tutti abbiamo diritti e penso che le perquisizioni, i controlli sulle persone vengano fatte, figuriamoci. Allora, poi, se siamo arrivati a questo punto, la colpa è della politica italiana e pro-Europa. Avete fatto entrare tutti in questo paese, le forze dell'ordine hanno le mani legate, le leggi sono vergognose, che la politica si assuma le proprie responsabilità. A cosa serve far stazionare forze dell'ordine militari ai valichi oppure nelle piazze dove si stanno verificando questi eventi, ma solo durante le ore del giorno a controllare i bambini che giocano o i vecchietti al bar? Bah, mi sembra una descrizione della realtà che non corrisponde cioè nel senso, io credo che se vogliamo spostare il discorso del tema sicurezza al tema immigrazione, io credo che bisogna su questo essere molto pragmatici, nel senso che o facciamo in modo effettivamente
che l'immigrato irregolare non arrivi sul nostro territorio, o se arriva fare in modo di riportarlo in Slovenia, e quindi non diventa più un problema della nostra comunità, ma se arriva sul nostro territorio, e come per esempio le tante persone che erano al Silos e che ora si ritrovano in Piazza Libertà, dobbiamo fare in modo di affrontare il problema e gestirlo. Cioè, quello che ha fatto per esempio la giunta comunale, di far chiudere il Silos senza trovare una vera soluzione alternativa, è chiaro che sposti solamente il problema da un'altra parte, e quindi adesso ci ritroviamo Piazza Libertà, che era diventata negli ultimi anni un po' più vivibile un po' più tranquilla rispetto agli anni precedenti, tornata ad essere il luogo di accampamento, ma perché queste persone non sanno dove andare, non sanno cosa fare, e quindi o affrontiamo il problema o altrimenti può essere che una parte di quelle persone diventi anche un problema di sicurezza per tutti, perché ovviamente poi sono facilmente ingaggiabili da criminali e dalla malavita locale. Quindi non affrontare il tema, secondo me, alla lunga potrebbe peggiorare la situazione. Allora, c'è una telefonata. Pronto? Buongiorno a lei, suo ospite. Prego. Sono Gino. Buongiorno signor Gino. Volevo porre all'ospite, che è molto riflessivo, un problema un po' generale, che è questo. Noi abbiamo votato le politiche e sono venuti fuori in Francia un governo di destra. Poi abbiamo votato alle europee e praticamente si è definito un governo europeo di sinistra. Ora, il problema è che dall'Europa noi riceviamo delle direttive che hanno forza di legge, quasi del 60-70% vanno a finire nelle nostre leggi. Quindi c'è in questo momento un'incongruenza. Cioè, il popolo italiano ha voluto un governo di destra, però viene amministrato attraverso leggi prodotte da un governo di sinistra. Volevo appunto un discorso su questo. Cioè, secondo me c'è qualcosa che non quadra. Grazie e buongiorno. Grazie, signor Gino. Io non sono d'accordo sinceramente su questa analisi, anche perché il governo europeo non è che è proprio di sinistra, faranno parte anche i popolari, quindi non vedo tutta questa sinistra in Europa, però a prescindere da questo sono istituzioni diverse ed è chiaro, quando il popolo vota ci possono essere risultati diversi. Anche in Italia ovviamente ci sono comuni e regioni amministrati da forze di centrosinistra, e il governo invece è di centrodestra. Fa parte della democrazia parlamentare e fa parte della democrazia in sé, quindi non vedo nessuna incongruenza. Per quanto riguarda le direttive che arrivano dall'Europa, non è che sono immediatamente leggi nel nostro ordinamento, devono essere recepite. Ovviamente la scelta che è stata fatta anni fa è quella di far parte come Italia di un ordinamento più ampio, che è quello appunto europeo, e quindi non vedo nessuna incongruenza, anche se appunto le forze politiche che prevalgono a diversi livelli sono diverse. Allora, avevo visto prima, eccola qua. Allora dice: ai primi di ottobre le rive saranno adibite al villaggio Barcolana. Come si sposerà tutto ciò con le navi da crociera che ormai settimanalmente attraccano in zona? Non ci saranno probabilmente. Mi pare che, non conosco il calendario delle navi da crociera, ma credo, forse nel periodo in cui ci sarà la Barcolana, mi auguro che, non credo possano attraccare lì, e quindi forse in quel periodo là non penso che vengano, ma a prescindere da questo c'è stata una mancata programmazione per quanto riguarda i parcheggi a Trieste, cioè incominciare i lavori al Molo IV senza avere delle alternative ha creato parecchi problemi. Basta vedere appunto quando ci sono
le navi da crociera alle file interminabili che stanno di automobili in attesa di entrare a Parc San Giusto. Io capisco che abbiamo molto spazio ed è giusto, in parte è giusto quello che ha detto il sindaco, abbiamo molto spazio e parcheggio prima di Barcola, Parc Bovedo e l'altro parcheggio all'altezza della rotonda per entrare verso il centro congressi. Però va fatta un'informazione, vanno dati i servizi, cioè se un turista arriva e lascia la macchina al Parc Bovedo deve essere in grado molto comodamente di sapere di prendere un autobus ed arrivare in centro. Quindi va fatta informazione e va fatto in modo che appunto cambino i comportamenti sia dei triestini che dei turisti, però oggettivamente Trieste ha un problema parcheggi molto elevato. Io spero che presto si faccia anche qualcosa in questo senso nella zona di Campomarzio, però sono tutti progetti che vedo fermi da molti anni. Sentiamo la prossima telefonata, buongiorno. Molto elevato, io spero. Buongiorno, sono Gianna, volevo fare un intervento per la sicurezza in città. Io sono stata l'altra sera al Museo Sartorio a assistere allo spettacolo di Andrea Dinetti, che era bellissimo, lo conosco anche di persona, ho visto anche lei, e volevo dire che io sono una donna sola, senza auto, e avevo un po' di paura a tornare da sola dal Museo Sartorio fino a casa. Vada avanti, signora. Per fortuna ho trovato una signora molto gentile che mi ha accompagnata a casa, però in effetti la sicurezza a Trieste non è più quella di una volta. Io sono nata e vissuta qua a Trieste e ho 70 anni, per cui una volta era più sicuro. Okay. Ecco, volevo proprio dire questo. Grazie signora. Allora, sì, il dato è anche questo, no? C'è la sensazione di non sentirsi sicuri che poi blocca anche l'attività sociale delle persone. Sì, e poi è un circolo vizioso, perché se poi non ti senti sicuro, non esci, soprattutto alla sera, c'è meno presenza di cittadini nella città e quindi anche questo poi dà modo, dà facilità a chi vuole delinquere magari di essere più libero purtroppo di farlo, no? Quindi anche questo è un tema che riguarda indirettamente anche la socialità e la possibilità di far molte cose dopo un determinato orario, effettivamente. Allora, ho letto ieri che la Spagna e la Francia respingono giornalmente migliaia di disperati, le ONG non si permettono di proferire parola, noi che purtroppo accogliamo tutti per le ONG siamo criminali razzisti senza cuore. Continuate così, prima o dopo ci sveglieremo, ma purtroppo sarà tardi. Ma vanno fatti secondo me due distinzioni. Uno a livello nazionale, forse evitare, e lo dico in riferimento a quello che aveva promesso la Meloni in campagna elettorale, evitare di fare promesse che poi non possono essere mantenute oppure che la persona non vuole mantenere, come quella del blocco navale, magari farebbe in modo di non far crescere aspettative da parte dei cittadini. Cioè, appunto, io ricordo gli slogan facciamo il blocco navale, poi no, per gli arrivi da mare, cosa che non è stato possibile fare, anzi poi hanno deciso di creare questi di fare questo accordo con l'Albania, che non so poi effettivamente come finirà, per portare immigranti in Albania temporaneamente, che è una cosa secondo me sbagliata e solamente costosa. Dall'altro invece, per quanto riguarda il nostro territorio, penso che pur non risolvendo il problema, però il presidio delle forze dell'ordine sui confini abbia dato dei risultati, anche i dati che sono stati dati vanno in questo senso, e quindi forse perdere un po' più di tempo per noi che transitiamo molto spesso magari sul confine con la Slovenia ne è valsa la pena per fare in modo che entrino meno immigrati irregolari. Non è possibile e pensabile di presidiare tutto il confine tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia. Io mi auguro che si riesca in qualche modo
a fare più respingimenti, più reimmissioni di nuovo nella vicina Slovenia, che è la parte che forse mi rende più perplesso, cioè il fatto che non si possa aumentare il numero delle persone che vengono poi rimandate in Slovenia. Ecco, questo credo che concretamente si può fare. Poi credo che bisogna affrontare il tema, come dicevo prima, in modo molto pragmatico. Le persone che arrivano e che hanno il diritto internazionale di stare qua vanno in qualche modo gestite, altrimenti potrebbero diventare, no, ovviamente non tutti, ma un problema di sicurezza per la nostra città. Abbiamo tempo ancora per una telefonata e una risposta, se chi è in linea è rapido. Buongiorno. Buongiorno, volevo sempre parlare dell'argomento sicurezza, oltre al fatto di tutti questi stranieri che si sentono, diciamo, tra virgolette, un po' liberi di delinquere. Il problema è anche nei rioni, tipo fattispecie i 2 casermoni di via Valmaura in fondo, quando ti ritrovi alle 4:30, 5:30 di mattina, questi qui che dormono, bivaccano, si chiamano all'intervento delle forze dell'ordine e le forze dell'ordine qua in via Valmaura fa fatica a venire, è una cosa indicibile. Ok, grazie anche per la brevità. Sì, non sapevo questa particolarità di quell'area, se ho capito male le forze dell'ordine non arrivano a quell'ora, sì, ci sono delle situazioni che effettivamente credo siano di difficile soluzione, perché se ti ritrovi una persona che dorme sotto casa tua, probabilmente non è sempre facile far cambiare comportamento. Ecco, credo che anche su questo bisogna aumentare i posti per chi, a prescindere che sia italiano, immigrato, ma per esempio a allestire dei posti, dei dormitori dove poter mandare e far almeno dormire queste persone, perché a prescindere dal tema immigrazione l'aumento della povertà porta a queste situazioni, quindi dobbiamo anche metterci nei panni della persona che non ha dove andare, che deve dormire in quelle situazioni là. Allora, io ringrazio Paolo Melis, coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle, per essere stato con noi. Buon lavoro. Grazie anche a voi.